Questo qua era un cason di valle dove il costruttore, il titolare, quando l'ha fatto, l'aveva fatto per radunare le famiglie quando andavano a caccia, i cacciatori, le famiglie, e lo usavano in privato. Poi con gli anni l'hanno fatto in ristorazione. Io ho sempre avuto ristoranti, sono nata e cresciuta da famiglie ristoratori, negli anni da 40-50 anni fa e anche oltre, ero una bambina. Andavo a lavorare, avevo dei chioschi, avevo ristoranti e c'è stato un periodo che mi sono fermata. Alla mia età non dovrei aver messo su in piedi una cosa così perché è molto pesante, però dico chi lo fa fare a me stare a casa a far cosa? A lavare, stirare, che mi annoia, no? Dico vabbè, vado a sentire dal paron che si chiama Giancarlo Ravagnà, il titolare di tutte le valli. Dico senta, lei che intenzione ha, cosa ne vuol fare di quel locale lì, lo tiene chiuso? Mi fa, ci penso un po'. Dopo una settimana mi chiama, dice venga su che ne parliamo, e così ho deciso la mia avventura nell'arco di questo brutto periodo poi col lockdown. Solo una matta come me poteva sognarsi di prendere una cosa così, una responsabilità del genere. E così mi sono messa in questa avventura. È stata un po' dura all'inizio, dico boh, chissà se va, se la gente, però posso dire che in pochi mesi posso anche essere contenta. Qua si fa l'anguilla. C'è l'anguilla nostrana, l'anguilla di valle che è sempre un'anguilla di acqua salata, che è come quella nostrana, e va via tanta anguilla alle braci, come vedete alla griglia. E ci sono le cozze qua della sacca di Scardovari, ci sono le vongole sempre della sacca di Scardovari. Ogni settimana vado a fare il mercato a Pila e vado a fare il mio mercato con gli astatori là, tutti uomini, e vado a prendere il mio pesce fresco. È bello perché vedi il pesce fresco, proprio vedi la cosa genuina. Qua è un paradiso, mi rilassa, e questo è un posto che la gente lo cerca, la gente viene qua apposta perché uno si rilassa, è bello, niente, è bello. Il fiume è tutto, è acqua, è vita, il fiume è quello che ti trasporta anche i viveri o no? Il delta poi è, perché non viene neanche tanto valorizzato, ci vorrebbe più persone che ti spingessero sotto, valorizzarlo, perché c'è tanta gente che viene, gente che chiama. Le dico una cosa semplice, ieri sera sono venuti due signori. Questo signore aveva voglia di una frittura, gli ho fatto una bella frittura nostrana, un bel piatto perché faccio tutte le cose abbondanti. Si è emozionato, si è commosso perché dice era un anno che aspettavo di mangiare una frittura così. Cosa gli dico? Di venire qua che c'è tranquillità, spazio, aria pura, tanto verde, tanta acqua e tanta roba buona da mangiare. O no?